La prima cosa che volevo chiedere a Jonas, essendo il tuo primo film, di norma l'opera prima contiene molti elementi autobiografici di un autore. Volevo chiederti se anche per te è così e quali sono ovviamente questi elementi. Well, yeah, obviously not the deaths in the films, but I think when we started it, it's obvious because we wanted to speak about the graduation, which for us in Lithuania is almost like it's like a step into the new world because, as I mentioned to you, we usually spend 12 years in school with the same people. So basically, as it ends, the graduation is really the step into the whole new life. So we wanted to base, so we really wanted to base this story around this transactional period for the character, which is important because, you know, and I think it's important, that's the main autobiographical period element, that at that time, I think everyone has a lot of thoughts and a lot of ideas how the life is going to be after this certain moment. And I remember this feeling very clearly in my own life, you know. So I think that's one of them, yeah, I think Beh, sì, certo, ovviamente ci sono molti elementi autobiografici in questo mio film ad esordio e quando abbiamo iniziato abbiamo voluto parlare della cerimonia del diploma, che è una cosa molto importante da noi in Lituania, perché quando ci si diploma dopo la scuola superiore si entra in un nuovo mondo, si entra in una nuova fase della vita. E come parlavamo prima a cena, per 12 anni della propria vita noi studenti in Lituania stiamo sempre con le stesse persone, abbiamo sempre gli stessi compagni, quindi facciamo un pezzo di vita insieme e il fatto di diplomarsi ci fa passare a una nuova fase della vita. Quindi volevamo proprio basare la storia su questo periodo di transizione che è molto importante anche per i personaggi e per il personaggio principale del film. Credo che questo sia l'elemento autobiografico più importante. Io mi ricordo benissimo di questa fase della mia vita, perché nel momento in cui finisci la scuola superiore hai molte idee, molti sogni, quindi entri in una vita diversa ed è una cosa che mi ricordo benissimo di me. Yeah, no, that's good. I don't know if you want to add something. Yeah, if you want to add something else, I don't know. Ci sono degli altri elementi che invece sono strettamente legati alla cultura del tuo paese, la Lituania. Quali sono e come ti hanno ispirato nel creare la storia? So one of the elements is obviously the sculptures of the Pensive Christ, which is a very common type of sculptures in Lithuania. It's a wooden sculpture that marries the tradition of folk art and Christianity. And it's basically an image of Jesus Christ being pensive, really. So, you know, and the thing was that we were inspired by it in a way because you can find these sculptures in various places. Some of them are very remote, like in the middle of forest. So that as the image was, you know, something that we remembered was scary to us. Although we didn't want to reference the religion as a symbol at all in the film. And the second thing, I think, you know, so we have a basketball player. Basketball is very big for us in Lithuania. It's our favorite sport. Everyone had a classmate who was a basketball player. I had as well, and my co-screenwriter had one of the most famous Lithuanian basketball players at the moment as a classmate, and we sort of wanted to take revenge on them a little bit. So yeah, maybe those two ones are the most important ones. Sì, come riferimenti alla nostra cultura lituana, beh, sicuramente le sculture di legno che avete visto nel film. Da noi in Lituania esiste la scultura del Cristo pensante, che è una tipologia di scultura vera e propria dove si associa
la tradizione del cristianesimo alla tradizione pagana, quindi alla cultura popolare del nostro paese. E sono delle sculture che si possono trovare dappertutto, anche in posti molto isolati, molto remoti, nel mezzo della foresta ad esempio, oppure nelle piccole città, e quando le si vede incutono anche un certo timore, e questo fa parte della nostra cultura, quindi questo è sicuramente un riferimento culturale, anche se la figura, quello a cui abbiamo fatto riferimento è la scultura del Cristo pensante e non la religione in sé. Non volevamo che il film avesse nessun riferimento al cristianesimo o alla religione. Altro riferimento alla cultura lituana è sicuramente la presenza di un cestista, quindi un giocatore di basket. Da noi il basket è direi lo sport più importante, e tutti hanno avuto un compagno di classe che giocava a basket. Io stesso l'ho avuto, anche il cosceneggiatore con cui ho scritto il film ha avuto un compagno di classe che era un cestista, direi forse uno dei cestisti più famosi a livello nazionale, e quindi diciamo che anche questo è un riferimento. Nel film ci siamo anche un po' vendicati della figura del cestista, ecco, mettiamola così. Senti Jonas, all'inizio ci hai parlato anche di un film low budget, a basso budget. Che cosa significa girare un film a basso budget e quali scelte hai dovuto fare? Well, in general, although I mentioned that the film is low budget, I don't think the budget, matters so much, really. It limits you to the things you have to do, but here, I think the most important thing is to understand how much money you have and to take choices that are equivalent to the budget that you have. So, obviously the cabin that we shot in actually belonged to one of the producers of the film. We had to burn it down. Very kind of him to give the cabin for us to burn down. But also it's the terms of how we approach the film in general, like using longer takes as we go. Rehearsing with the actors a lot before the film because we know we have a very limited time to shoot. Also, not doing too much, even with the effects. We used as much as we could practical effects rather than visual effects because we knew that probably we're not going to be able to make it look good in terms of visual effects. So, I mean, in ways, sometimes I think less is more, and I think it actually helped us to have a modest budget on this one. Sì, anche se appunto prima ho detto che è un film low budget, non penso che nel girare un film il budget sia la cosa più importante. Ovviamente lo è, perché il fatto di avere pochi soldi ti limita nelle due scelte, ma credo che secondo me la cosa più importante è capire quanti soldi hai a disposizione prima di girare il film per poi scegliere e fare delle scelte in funzione del budget che hai. Ad esempio il capanno che avete visto, quello che è stato bruciato nel film, non era altro che il capanno di uno dei produttori del film che ce l'ha gentilmente messo a disposizione perché bisognava bruciarlo e quindi non potevamo trovare nessun altro capanno e lui ce l'ha messo a disposizione e così è stato fatto. Abbiamo scelto anche di fare delle riprese più lunghe. Abbiamo fatto molte prove con gli attori prima di girare perché sapevamo che avevamo comunque un periodo di riprese abbastanza limitato proprio per la mancanza di budget e quindi abbiamo fatto molte prove a monte e poi abbiamo scelto appunto di utilizzare degli effetti diciamo più pratici e meno visivi perché sapevamo che non potevamo permetterci degli effetti visivi come dire così importanti. Less is more, ecco, diciamo così, questo è il motto e questo bisogna capirlo a monte perché quello poi ti aiuta a girare il film nella giusta maniera. So, in the end, basically what happens, so the other person who survives is Žygis, who's a guy who spent this evening on drugs. So his recollections of the evening are obviously quite fragmented. And so what happens and what he remembers is in the cabin when the killer came and killed the basketball player, Rimas, the main character, Marius, then stood, jumped from the cupboard and stood in the way
of the killer. So this is what he is referring to when he's talking about that he defended them, you know, because that's the last memory he basically had. And in a way, through this memory, Marius, the main character, he becomes the hero in the end. Fondamentalmente alla fine quello che succede è che il sopravvissuto che lei vede nella scena finale è Gigas, che era il tossico della situazione, quello che insomma per tutta la serata non aveva fatto, era completamente bruciato, ecco. E quindi ha dei ricordi molto frammentari di quello che è successo. Quindi quello a cui si riferisce, quello che lui si ricorda, l'ultimo ricordo che ha, e che quando stava bruciando il capanno e l'uomo è entrato per uccidere il cestista, Marius, il protagonista, è entrato diciamo per salvarlo, così almeno è quello che si ricorda lui. Per questo poi alla fine Marius diventa un eroe. Well, firstly about slashers in general, you know, I think it was chosen because it's a very understandable formula which each slasher has. You know, it's a very, you know what needs to happen in a slasher in general, because it's a formula that's been with us since Texas Chainsaw Massacres and Bay of Blood. And so this is why it was chosen. I wouldn't say, you know, I'm a biggest fan of slashers. I'm a fan of horror in general. But more than anything, I actually do really love Korean and Japanese filmmakers. I do love Takashi Miike, I do love Shion Sono, I do love Park Chan-wook as well. From the new ones, you know, Robert Eggers, Jordan Peele, obviously. So these are probably the main ones. Cronenberg, you can't be a horror fan without liking Cronenberg. So these will probably be my main inspirations overall. Diciamo che non penso a me stesso come un grandissimo fan del genere slasher, ma più che altro del genere horror. E lo slasher mi piace in realtà perché è una formula molto comprensibile, una formula che esiste da tantissimi anni, e quindi sai esattamente qual è il format del film, sai che cosa deve succedere e sai quali sono gli elementi che devi inserire. Mi piacciono tantissimo i registi giapponesi. Takashi Miike è sicuramente uno dei miei preferiti, John Son, John Peele, e poi sicuramente non si può non pensare a Cronenberg. Ecco, non puoi fare un film horror o un film di questo genere senza prendere un po' di ispirazione dai film di Cronenberg. So with genre cinema in general in Lithuania is very different because we were a part of Soviet Union, a horrible part of our existence, and there was no genre cinema in Soviet Union. So basically the genre cinema was born since 1990s, which we were exposed for the first time to Hollywood cinema, which was 30 years ago when we started watching Hollywood films, which when you think about it, is not that long. So at the moment, I think it's only now we say this film is probably the second ever Lithuanian horror film. The first one was not very successful. We do have some science fiction films that are taking off and hitting the festivals as well. In general, Lithuanian cinema used to be very art house, very poetic in a way. But it's changing now very much with the newer generation of filmmakers. We do have films from Lithuania that win Venice, that win Sundance, so it's quite a big thing for us. And as to Italian films, obviously, I mean, anyone who loves cinema, I think, you had to see De Sica's films. You had to Bicycle Thieves, right? You had to see 8.5. You had to see Antonioni, Fellini, Amarcord. I mean, we've all seen those, and I think when we were exposed to those films, that was, for me, as a teenager, sitting in the cinema, that was one of the biggest revelations when I see the Italian New Wave.
Diciamo che il cinema di genere in Lituania è una cosa abbastanza recente, un fenomeno abbastanza recente. Le cose sono molto diverse rispetto a come sono qua in Italia, perché la Lituania faceva parte dell'Unione Sovietica, quella è stata una parte orribile della nostra storia e della nostra esistenza, e all'epoca dell'Unione Sovietica il cinema di genere proprio non esisteva nel nostro paese. Quindi abbiamo cominciato ad avere questo tipo di cinema solamente negli anni 90, quindi una trentina di anni fa. Se ci pensiamo, non è da molto che siamo esposti al cinema di genere. Negli anni 90, perché lì per la prima volta, con diciamo, la nostra liberazione dall'Unione Sovietica, abbiamo cominciato a essere esposti al cinema di Hollywood, e lì allora è arrivato il cinema di genere. Diciamo che questo per la Lituania è il secondo film horror che è uscito a livello internazionale. C'è stato un primo tentativo di film horror che però non ha avuto molto successo. In Lituania ci sono anche abbastanza film di fantascienza, quello è un altro genere che va abbastanza, ma diciamo che storicamente come tradizione i film lituani sono sempre stati molto poetici. Adesso le cose stanno leggermente cambiando con la nuova generazione di cineasti che ha saputo portare i propri film a festival tipo la Mostra del Cinema di Venezia oppure il Sundance Film Festival, quindi anche con un certo eco. E poi per quanto riguarda la domanda sui film italiani, vabbè, ovviamente chiunque ami il cinema per una persona come me anche non può non avere visto i film di De Sica, Otto e mezzo, Antonioni, Fellini, Amarcord. Sono tutti film che ho visto quando ero un adolescente e per me in quel momento sono stati una grande rivelazione sicuramente. And Dario Argento as well. I forgot. E ovviamente, the main person. Sicuramente non dimentichiamo Dario Argento. Ecco. Yeah, she wanted to. Vedo che c'è l'accordo su Dario Argento. So you agree on Dario Argento? Yes, absolutely. L'ultima cosa che volevo chiederti riguarda il cast. Ho letto in una tua intervista che per fare il cast, per scegliere gli attori, hai chiesto a ognuno di loro di mandarti un video in cui spiegavano che cos'era per loro la paura. Mi sembra un esperimento molto interessante. Volevo chiederti la cosa, diciamo il video, il loro contributo che ti è più colpito, perché in fondo l'horror funziona se fa paura. It was, I think, in a way, it was less about fear, but more about how open these people are willing to be with us to expose themselves, because we don't like talk about fear openly. Like you think you do, but you really don't. Like you really, I mean, I do believe that we hide our deepest fears as much as we can. So basically for us, it was an experiment to check how open these people can be with us. And to see who's willing to go that extra step to be ready to expose themselves, which we will need throughout the shooting of this film. So that was mostly the reason. Direi che in realtà quello a cui eravamo interessati non era tanto che ci spiegassero che cosa fosse la paura per loro, quanto piuttosto volevamo vedere nel video quanto fossero aperti a esporsi con noi, cioè quanto fossero aperti a esporsi alla paura, perché era una cosa che poi avrebbero dovuto fare nel film mentre giravano, anche perché normalmente di paura non si parla apertamente, è una cosa che teniamo nascosta. Di conseguenza abbiamo chiesto appunto di parlarci della paura proprio perché volevamo capire quanto erano disposti ad aprirsi con noi a questo mondo, perché ne avremmo avuto appunto bisogno durante le riprese. Direi che il trucco ha funzionato molto bene. Grazie a tutti e buona serata. Thank you. Thank you.